Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Oggi siamo nuovamente all'interno della nostra cara e amata partita. Allora, vediamo che cosa è successo negli scorsi mesi, nelle scorse puntate. Facciamo un attimo di pausa. Ci sono ancora le elezioni in corso, come potete vedere, 52% per quanto riguarda il nostro presidente, 48% per, diciamo, la concorrenza. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, ho visto tantissimi commenti riguardanti principalmente consigli per aumentare la soddisfazione della popolazione. Mi avete detto di migliorare innanzitutto tutti, come dire, tutti gli appartamenti, tutte le case popolari in appartamenti e di provvedere all'elettrificazione di tutto. Allora, potete vedere che la ricchezza necessaria per vivere in queste case popolari è la bancarotta. Solo se dovessi andare ad aggiungere il budget massimo arriverebbe tutto a basso. E ovviamente la qualità delle abitazioni è sempre bassa perché le case popolari vanno a perdere per quanto riguarda la qualità dell'edificio col tempo. Quindi miglioriamo queste case popolari, le modernizziamo tutte. Perfetto, e provvederemo all'elettrificazione di tutte. No, ho sbagliato. Vabbè, qua c'era la clinica. Ok, le modernizziamo e provvediamo. Dov'è? Ok, all'elettrificazione totale degli edifici. Perfetto. 1000 dollari e altri 1000 dollari nell'appartamento, nell'ultimo appartamento. Quant'è il salario medio? Perfetto. Vediamo di migliorare anche questi. Perfetto. Elettrificato. Abbiamo l'energia nucleare che ci permette di elettrificare qualsiasi cosa ormai. Comunque possiamo anche sfruttare il vulcano tramite l'energia geotermica. No, 50%. Ma perché ce l'hanno con noi? Perché ce l'hanno con noi? Cioè, dopo tutto quello che ho fatto per loro, ancora rompono le scatole. Mettiamo pure un nightclub. Mettiamo un collegamento diretto. Purtroppo qua è un collegamento diretto, così facilitiamo lo spostamento delle persone. Mi avete detto, per esempio, queste zone sono troppo lontane dagli uffici di costruzione, non possiamo far arrivare immediatamente i costruttori. Ecco, dai, adesso, cioè, ci siamo. Nel senso, guardate quante cose abbiamo fatto per la popolazione, ancora rompono le scatole. Vediamo un po'. Sanità 81, cibo 80, intrattenimento è aumentato a 50. Guardate il grafico. È salito appunto in questi ultimi anni drasticamente. Le abitazioni, sì, ci sono un sacco di senza tetto ancora, però stiamo migliorando, nel senso, non è possibile che la popolazione Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni, Presidente. 51%, dai, nessuna frode elettorale, c'è il 51%, non credo di perdere, dai. Vediamo qua le antiche rovine. Col 51% vinciamo. Ora non è che... Vediamo, intanto miglioriamo anche questi altri appartamenti, vediamo se alla fine... Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Voglio essere il primo a congratularmi con te. Però ci sono sempre stati 394 tropicani che ci hanno votato contro, maledetti. C'è sempre qualcuno che ci vuole male. Vediamo. Ottimi rapporti. Vediamo un po' chi sono questi qua. Dov'è? Fazioni scadente. Siamo amati sia dai militaristi. I comunisti, ecco, adesso siamo positivi. Stiamo perdendo nei loro riguardi. Però abbiamo guadagnato tanto per quanto riguarda gli industriali. Il problema è che i comunisti sono 421. Dobbiamo migliorare con i globalisti. Questo senza dubbio. Dovremmo fornire a tutti un servizio sanitario accessibile, posto che possano permetterselo. Ma questo non è neanche... Presidente, non è neanche una cosa buona. tu sei un padre benevolo. Banche. Allora, intanto finiamo la banca qua giù per aumentare il rispetto da parte di un'altra fazione. Mi pare che siano i capitalisti. Queste stazioni di polizia le dobbiamo finire in fretta. Perché manca blackout? Fammi dire. Ecco, lo sapevo. Non c'è più uranio. Ma perché non c'è più uranio? Qua guardate quanto ce n'è stoccato, guardate. E gli uffici dei trasportatori non è che sono pochi, eh. Ci sono, qua ce n'è uno. Vediamo se glielo porta questo alla centrale. Ma che ci deve fare rimanere... Oh. Ah no, questa... Ah, guardate! Che forza! Allora, energia disponibile 13. Vediamo se possiamo iniziare a produrla nuovamente questa energia elettrica. Siamo rimasti a secco. Maledizione, ogni volta. Sempre questi soliti problemi legati ai trasporti.
Mettiamo qua quest'altro ufficio dei trasportatori. Mettiamo un altro qua. La rete stradale adesso c'è, ragazzi. Qui guardate un po', siamo belli collegati. Possiamo fare anche un ultimo collegamento qua. Ok. Ho letto appunto molti commenti nei quali c'era scritto principalmente di migliorare le case, elettrificarle tutte. Sì, non puntare più sulle case popolari, perché le case popolari vanno a perdere nel tempo. Lo so. Intanto volevo creare nuovamente l'alleanza con gli Stati Uniti. Dov'è? Perché qualcuno mi ha detto che, ecco, Ai fini della sicurezza nazionale. ecco, ci stanno attaccando i russi, perché l'alleanza ormai dobbiamo siglarla nuovamente, dobbiamo affrontare nuovamente la nostra missione. Dobbiamo proteggere l'ambasciata. Eccola qua. Vediamo un po' se possiamo indicare questo luogo come luogo di interesse principale. Tutti i panzer stanno partendo per difendere la nostra zona. Bombe intelligenti migliori danni inflitti con bombardamenti, riduce la possibilità di danni collaterali. Buono. Vediamo chi è che si sta lamentando. Si sta lamentando qualcuno alla fabbrica. Addirittura non possiamo più trattare, dobbiamo per forza mandare l'esercito. Cioè qua la fabbrica non lavora. Gli Stati Uniti ci mandano $15.000. Buono. Però io non riesco a capire perché questa felicità è così bassa. Cioè, le abitazioni, sì, senza tetto. Ma le abitazioni, abbiamo provveduto alle abitazioni. Guardate. Qua ci sono addirittura case mezze vuote. Possiamo modernizzarli come volete. Però non è possibile. Tanto qua si sta svolgendo una battaglia nel bel mezzo della città. Qualcuno mi ha detto 48. Cioè queste persone probabilmente sono dei maledetti irriconoscenti. Cioè non è possibile il 48%. Dovremmo fornire a tutti un servizio sanitario. Governo elettronico. Dov'è? Governo elettronico, eccolo qua. Devi ricercare internet per emanare questo editto. Vediamo dov'è internet. Dov'è internet? Ah, internet. Però l'acqua calda prima. Addio. Allora, abbiamo qua tantissimi soldi. Dobbiamo vedere cosa fare. Intanto questa banca la dobbiamo tirar su. Ah, al 95% ormai l'hanno finita. Stiamo sopravvivendo all'attacco ribelle. Abbiamo tutti questi soldi, che i soldi ormai non ci mancano. E io non è che non voglio. Modernizziamo tutte queste case. Oh, fatto. Ed elettrifichiamole soprattutto. Abbiamo speso tutti i soldi per elettrificare le case. Ora, appena questo livello di... Splendido! Oh. Tropico sta diventando senza ombra di dubbio un attore importante sul palcoscenico della globalizzazione. Più globalisti sull'isola. Puntiamo su questi globalisti, perché sono molti. Guardate, sono 546. Adesso sono indifferenti. Principio, dobbiamo togliere, quindi a quanto ho capito, il odiato dagli ambientalisti. Vabbè. Dobbiamo togliere firewall totale, settore strategico. Dov'è la Costituzione? 46 mesi. Dobbiamo toglierli, questi due, e mettere qualche altra cosa. Va bene. Proibizionismo per i religiosi. Emana i ditti. Presidente. Va bene. $28.000. Con questi 28 adesso elettrifichiamo un po' tutte le case. Elettrificata. Pure. Fatto. Fatto. Stiamo attenti anche all'esercito, perché non possiamo qua per esempio mandare l'esercito alla protesta, perché si ribellerebbero tutti e l'esercito passerebbe dalla parte dei ribelli. Elettrifichiamo. I soldi ci sono, non è un problema. È la soddisfazione delle persone che sta diminuendo. Io non capisco perché. Cioè, tutte le case qua le elettrifichiamo. Stiamo aumentando la qualità di tutto. L'edificio non è connesso alla rete elettrica. Per quanto? Per 2 metri. Bello. Ok. Finiamo questa stazione elettrica. Dai. Ora sì. Purtroppo ragazzi lo dobbiamo fare manualmente. Questi mi sembra di averli fatti tutti. Cos'è spazi ristretti? No, no. Cioè io punto principalmente alla qualità delle abitazioni, punto a tutto. Però
poi non possono ricambiarmi con il 48% di consenso. Cioè, Viva il ci sono presidente! pure sti ribelli maledetti che proviamo ad arrestare, ma a quanto pare in quella prigione non entra nessuno. Non si capisce neanche il perché. Tantissime volte l'ho fatto, c'è sempre un ribelle là dentro e basta. Ok, questi li abbiamo elettrificati tutti. Vediamo qua giù. Qua ce n'è un altro. Adesso la spesa energetica aumenterà drasticamente, però almeno spero che il problema delle abitazioni sia ridotto. Poi, anche volendo, ci sono le case di campagna, se non possono permettersi. Qua, alla fine, ricchezza necessaria, bassa. Adesso qua, se finiamo anche queste ville qua sotto, ci sarà posto anche per i più ricchi. Vediamo. Meno male che le elezioni sono finite. Allora, 47, guardate, 47, addirittura 47. Cioè 40, siamo pronti pure a inaugurare un nuovo canale TV per 49, meno male. Altri 28.000 dollari. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Il laboratorio scientifico. Sì, però io voglio aumentare la felicità della popolazione. Taverna. Qua, guardate un po', qua è tutto rosso. Forse per la bellezza principalmente delle zone. Aggiungiamo per esempio un'altra taverna qui, qualche ristorante in più, per esempio uno qui, un altro qui. Questi costruiamoli subito e in questi edifici aumentiamo la qualità dell'intrattenimento anche nei ristoranti. I turisti pezzenti vengono aggiunti come classe turisti preferiti, i turisti di classe famiglia vengono aggiunti, va bene, all you can eat. Andiamo qua. I turisti agiati vengono aggiunti come classi di turista preferite. Slot machine. Ok, aggiungiamo tutto per aiutare un po'. Qua stazione di polizia, ci sbrighiamo. Un altro ribelle. Buonasera. Arresta. Tanto stiamo ricevendo tantissimi punti di ricerca. Sono tutti sempre più insoddisfatti. Però le abitazioni, potete vedere, stanno aumentando. Qua ci siamo scordati di elettrificare tutto. 8 famiglie su 10. Però io in questa zona aggiungerei anche qualche appartamento per renderla più interessante. Perché lasciamo perdere, sì, ok, è turistica, però è interessante anche vedere degli appartamenti qui, perché rende la zona molto più bella. 46%, eh? Proprio ci odiano. Mi sembra di aver capito che è stata realizzata una nuova stazione TV. Guardate, pure la stazione TV. Che cos'è tutta questa agitazione? Se proprio volete delle immagini insieme alle vostre notizie, rilassatevi, ascoltatevi e immaginate. Nonostante la benevolenza e il senso di responsabilità delle banche, è accaduto l'inimmaginabile. Le banche hanno perso tutti i soldi, svanito come polvere di fata. Ci serve un capro espiatorio. E a chi? A chi? A chi? A Un famoso nessuno. governatore della California. 4 banche. Ne abbiamo 2, altre 2 ne dobbiamo fare. E ci abbiamo anche un sacco di soldi. E possiamo farlo. Così i globalisti finalmente ci considereranno di più. Una. E un'altra. No, qua sì, nella zona diciamo. Presidente, a causa di un difetto Ok, nelle leggi... l'acqua calda è stata sbloccata. Adesso internet. Dov'è internet? Quanto ci vuole per fare internet? 70 mesi, mamma mia. Dobbiamo fare anche il laboratorio scientifico. Laboratorio scientifico che lo posizioneremo appunto qui in questa zona, vicino alla stazione TV. Ah, cosa c'era qua? Ancora la protesta, non mi dite? Ah, avete riniziato a lavorare, bravi. Andiamo all'acciaieria e qua facciamo pausa. E farei un attimo di pausa. Questi chi sono? Questi chi sono? Ah, leader, questi sono i leader addirittura. Ok. I leader, va bene. Io aumenterei qua la paga. Qua metterei un ambientalista. Vediamo. Ah, un'altra L'Unione missione. Europea sembra ben meno. Ok. Abbiamo un'ambasciata sola però. Agitatore. Aumenta di 1 l'approvazione del regime. Perfetto. Vediamo di mettere l'agitatore in dei luoghi dove lavorano un sacco di persone. Per esempio qua. Qua sì.
Dov'è l'agitatore? L'avevo letto. Ce n'era uno solo. Ma dai! Dove l'ho messo? Nell'ospedale. Qua mettiamo proprietario. E qua mettiamo l'agitatore. Perfetto. Nel Cineplex mettiamo questo, l'amministratore. Perfetto. Vediamo che abbiamo tattico mentore. L'efficacia degli edifici nelle vicinanze aumenta di 1. Perfetto. Supervisore qua aumentiamo. Che c'è qua? Qual è il problema? Nella fabbrica di elettronica non si riesce a raggiungere la strada. Allora, consuma meno oro, riduce di 2 il numero di lavoratori, aumenta di 20 l'efficacia. No, va bene così. 48%. Estrattore chimico, spezza roccia. Il bauxite ci serve. Perfetto. Qua come stanno andando le cose col ferro? 35.000. Modernizza tutto. Questa di carbone, impianto di preparazione del carbone. Spezza roccia. Fatto. E va bene ragazzi, continuiamo così. Vediamo un pochettino. Siamo... Ah, arriva un jet. Guardate che forte. Il jet sulla sinistra. Quella dovrebbe essere la bandiera di Tropico. Eccola là. Allora, scusate. Allora, è arrivato il jet. Porteranno nuovi turisti. 48%. Qui le persone si staranno super divertendo. Adoro Tropico al tramonto. Arresta. Ma li arrestiamo veramente o no? Sempre una persona. Cioè, com'è possibile? C'è sempre il solito qua criminale rinchiuso e poi non funziona sta prigione. Non funziona. Cioè, perché non funziona? Qualcuno me lo sa spiegare? È un'ora che faccio arresta e tutti sti ribelli non vengono mai arrestati. Le stazioni di polizia le abbiamo fatte. Oh, quanti soldi. Ma quanti soldi che stiamo facendo. Costruzione rapida di banca 1 e dell'altra banca che ora non mi ricordo dove l'avevo messa. Mi pare che l'avevo messa. Sti uffici, proprio se ne fregano sti costruttori, eh? Dov'era l'altra banca? Banca, vediamo se me lo ricordo. L'avevo messa io qua vicino. Ah, ecco, ora forse me lo ricordo, di qua. Ecco l'altra. Allora, ce l'abbiamo fatta. Fabbrica di cioccolato, tutte le fabbriche possibili e immaginabili le abbiamo fatte. Qualche ristorante lo mettiamo anche qua. Lo facciamo subito, questi appartamenti li finiamo subito. Maledetti lavoratori che non riescono. Devo informarvi che le pinzatrici rosse sono vietate nel nostro nuovo palazzo di ufficio. Per qualche strano motivo fanno scattare tutti gli allarmi antincendio. Un attimo.